chiama? Hendaia! Sono solo fantasmi. Possiamo dire che ci sono i Ghostbusters che incontrano un po' Edoardo De Filippo. Ma insomma, con le dovute, Ghostbuster è un film cult americano pieno di miliardi, e anche, diciamo, i fantasmi di Ghostbuster sono dei fantasmi burloni, sono più cartoni animati. I nostri fantasmi fanno paura davvero, sono più da film Più horror, horror. sono più vicino a Vincent Price. E Edoardo, beh, solo perché si parla di Napoli, si parla di Vittorio De Sica in un certo senso, quindi gli è vicino la memoria di mio padre, ma il film è una commedia horror, cosa particolare e quasi mai fatta in Italia. Io non avevo paura di farlo in un certo senso, grazie all'aiuto di Brando, che è un esperto di horror che mi ha aiutato. Senza di lui non sarei stato capace di fare il film. E poi l'aiuto di questi attori straordinari che ho vicino, a cominciare da Gianmarco Tognazzi, a Carlo Buccirosso e tutti gli altri, a Francesco e a Valentina e così a Leo Gullotta, a Gianni Parisi, insomma. Sono stato aiutato, e a Napoli è più facile fare dei film perché tutti sanno recitare, tutti sanno fingere. Quindi, Poi la città dei fantasmi. e poi la città dei fantasmi. E a proposito di recitazione, è un film questo che fa giocare molto con il ruolo dell'attore, no? Perché è molto Beh, dettagliato, caratterizzato. Poi Buccirosso, insomma, c'è il personaggio forse più divertente del film. All'inizio parla in milanese, poi parla in napoletano, poi lo doppio io con la voce di mio padre. E quindi, insomma, voglio dire, balla, passa dal comico al drammatico, e insomma è un bel personaggio. Il personaggio di Gianmarco è più difficile, è un personaggio più complicato. Infatti lui ha dovuto lottare tanto per arrivare a trovare il tono giusto. Per me forse è il personaggio in un certo senso più facile, dove vado in carrozza, perché il cialtrone è un broglione romano, insomma, io l'ho fatto tante volte. Però ognuno di noi ha il suo cammino, e penso che ci siamo riusciti tutti e tre. Io sono molto soddisfatto, di solito sono sempre molto autocritico con quello che faccio. Questa volta speriamo di non sbagliarci, credo che io adesso sono soddisfatto a fare il film, fa una lira, ma speriamo proprio di no. È anche quello più fisico, diciamo, il tuo di personaggio, no? Beh sì, ha la sua stranezza, la sua problematicità, andava data una postura che però risultasse comunque non forzata ma credibile, e che rimanesse nella naturalità che doveva unire la commedia all'horror, trovando la giusta misura tra questa infantilità e questa genialità, questa modo di essere in qualche modo rimasto un nerd bambino appassionato di fantasmi, fatto passare per matto, che però poi diventa una chiave risolutiva quando il problema si manifesta. Invece, Francesco, il set con tre attori così grandi, diretto poi da Christian, ecco, com'è stato? Poi dentro questa casa, no? Che è anche un po' un personaggio vero e proprio. Beh, il set è stata un'esperienza fantastica, ovviamente solo così poteva essere. Christian lo conosceva già, ci avevo già lavorato, era già un amico, e con Gianmarco ho fatto subito amicizia, si è respirato subito una bella atmosfera sul set. Dove abbiamo girato era un palazzo dove il proprietario di casa, io c'ho un'intervista che ho fatto mentre loro stavano girando, e mi ha detto che veramente c'era un fantasma sul divano dove poi c'era loro padre. Cioè, su quel divano c'era veramente un fantasma che sedeva così, e poi ce n'erano due in quella casa, uno dispettoso che capovolgeva un quadro di notte, ogni notte gli capovolgeva il quadro. Quindi Che poi Napoli, appunto, come dicevate voi, è una città piena di tradizioni, di credenze, eccetera, eccetera. Quindi c'è una storia che va particolarmente colpito, che avete sentito e che... Quella, cioè vivere nella casa, girare nella casa dove lui poi si è messo nella scena in cui lui... Nella stessa posizione del fantasma, perché avevo visto la fotografia, fumando un sigaro con la gamba accavallata, in quell'angolo e in quella stessa poltrona. Però devo dire che non mi ha fatto paura la notte. Anzi, No, sono simpatici. Sono i fantasmi. simpatici, sono simpatici. Qualcuno un po' così, infatti quelli vanno intrappolati in tabuatta. Quindi possiamo dire che credete ai fantasmi. Non so se avete avuto voi delle esperienze. Assolutamente sì. li ho catturati veramente.
No, catturati veramente no, però a me, diciamo che più che il fantasma, l'energia di Ugo si manifesta abbastanza ciclicamente sia a Torvaiani che a Velletri, quindi per me è abbastanza normale. Poi chi non ci crede te prende per matto, come quelli che non credono agli alieni, ma peggio per loro, è loro che ci hanno creato. Il film è divertente, l'hai visto anche te, il film chiaramente con noi attori comici era facile. Meno facile era riuscire nella parte horror e credo che ci siamo riusciti anche lì, quindi con un biglietto solo vedi due film, mi conviene andarla a vedere. Siamo già pronti, possiamo dirlo, forse per un... Sta buono, perché questo dipende sempre solo da una cosa, dipende da loro. Se loro attribuiscono a questo film un gran bel successo, ci sarà sicuramente anche l'ipotesi di un seguito. Abbiamo Torino, abbiamo Trieste, lui deve guidare il carrettino e portarci in giro per l'Italia. Se il film non funziona, anche se piace a tutti, perché non fa i soldi che giustamente il produttore deve riprendere, sarà molto difficile. E se poi questo film non andrà, noi sicuramente, noi quattro, ritorneremo a lavorare insieme. A teatro probabilmente, Anche al cinema. Sì. anche in televisione. Anche la festa di piazza. Ma sì, o se no andiamo a piare i fantasmi per davvero e mettiamo su un'attività e andiamo a fare quello. Grazie mille. Grazie a voi.